Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con A Voi la Linea. Il giorno dopo la rescissione del contratto con la EP parla il sindaco di Udine Pietro Fontanini. Dispiaciuto per l'assessore Battaglia, ma questa è stata una risposta ai genitori. Avevamo già sollevato perplessità, l'indagine dei NAS ci ha dato le prove per chiudere i rapporti con l'azienda. Sentiamo le sue parole raccolte da Marco Pasquariello. Sindaco, chiaramente l'argomento non può essere quello delle mense. Il Comune si è dichiarato parte lesa, ha tolto l'incarico all'EP per affidarlo a una nuova azienda. Qual è la parola del Sindaco, che in questo momento ha anche la delega all'istruzione? Il Sindaco è rimasto dispiaciuto molto di questa vicenda, perché è chiaro che sono stati colpiti i bambini e le famiglie da questa disfunzione fatta da questa ditta che ha in pratica preparato degli alimenti, secondo quanto è emerso dall'accusa fatta dalla Procura, non con tutti gli elementi che hanno previsti dal capitolato d'appalto. Ecco perché abbiamo deciso di rescindere il contratto, la dirigente ieri ha fatto questo atto, adesso stiamo valutando se passare alla seconda ditta per il nuovo servizio che partirà con l'anno scolastico nuovo, perché questo appalto riguardava 2 anni e quindi speriamo di ripristinare, anzi sono certo di ripristinare serenità nei confronti delle famiglie e tornare a un servizio ottimale per quanto riguarda la ristorazione nelle nostre scuole. Ecco, lei già in un incontro con i genitori di qualche settimana fa aveva sottolineato delle mancanze da parte dell'EP, però di fatto non c'erano le prove che ci fossero queste mancanze. Adesso l'indagine dei NAS ha portato appunto a scoprire tutti questi problemi. Sì, noi non eravamo a conoscenza di tante disfunzioni, alcune le avevamo individuate, perché ricordo che l'azienda era stata già sanzionata per 3 volte per complessivi 17.600 euro, perché non aveva adempiuto a quello che il capitolato d'appalto prevedeva. Ma altre cose non le conoscevamo, perché i NAS riferivano alla Procura e non riferivano a noi sulle indagini. In ogni caso abbiamo saputo dopo di tutte queste cose. Io ancora a giugno ho parlato con i genitori e ero rimasto molto preoccupato dalle denunce che i genitori facevano rispetto a questi piatti che secondo loro non erano all'altezza della situazione. In effetti così poi sembra sia il risultato. Adesso l'indagine è in corso, quindi dobbiamo aspettare i prossimi sviluppi da parte della magistratura. Vedremo poi, quando saranno rinviati a giudizio, quando ci sarà il dibattito, come andrà a finire questa vicenda. Però per noi è già finita, nel senso che con questa ditta abbiamo chiuso i rapporti. E per quanto riguarda invece gli equilibri in giunta, per il momento terrà lei la delega all'istruzione che ha riconsegnato appunto all'assessore Battaglia, e poi? Intanto la tengo io e poi vedremo, ci sarà un nuovo assessore probabilmente, perché la giunta è formata da 10 assessori e quindi completeremo in pratica tutta la squadra. L'ultima cosa ha provato quando l'assessore Battaglia ha riconsegnato le deleghe? L'assessore Battaglia l'ha seguita anche nelle avventure in provincia e poi in comune. A me dispiace molto, perché sono convinto che l'assessore Battaglia abbia svolto il suo compito bene, è intervenuta più volte, quindi ha ritenuto, anche per difendersi meglio, di rimettere le deleghe e quindi affrontare questo iter giudiziario con maggiore serenità, senza avere dei rapporti diretti con noi come amministratori. La possibile obbligatorietà del Green Pass per accedere a bar e ristoranti al chiuso agita la categoria. Per la FIP e Confcommercio la certificazione verde può essere utile, ma va estesa a tutti. Chiedere il documento per un caffè inoltre potrebbe essere complicato da gestire e anche le persone si dividono tra favorevoli e contrari. Lo studio del governo, la possibilità di introdurre l'obbligatorietà del Green Pass per accedere al chiuso anche a bar e ristoranti. Noi siamo in compagnia di Fabio Cadamuro, presidente della FIP e di Ascom Pordenone. Una novità che come viene accolta dalla categoria? Una novità viene accolta positivamente se serve a dare un incentivo alle vaccinazioni, perché abbiamo capito che l'unico sistema per uscire da questo disastro è proprio essere vaccinati e vaccinarsi, quindi l'appello che si fa è sempre quello di vaccinarsi. Quello che però noi diciamo è ok il Green Pass, però se vale per noi deve valere per tutti.
Noi sono già 15-16 mesi che ci portiamo una croce sulle spalle e non lo troviamo giusto che questo Green Pass debba essere o necessario solamente per entrare in bar e ristoranti. Quindi noi diciamo sì al Green Pass, ma deve valere per tutti, quindi che sia l'autobus, che sia la palestra, che sia il cinema, che sia diciamo un qualsiasi servizio che viene offerto alla popolazione. Quindi ben venga il Green Pass come incentivo per le vaccinazioni, però l'importante è che sia uguale per tutti, altrimenti siamo per l'ennesima volta sempre noi i più colpiti da questa croce. Dal punto di vista tecnico, come potrebbe funzionare però? Ma dal punto di vista tecnico sicuramente sarà un po' complicato, soprattutto per il bar, per il pub o magari per una gelateria in cui c'è una velocità di consumo. È sicuramente più facile dove c'è un front desk, ovvero vengono a pensare una piscina, una palestra, dove magari c'è già una ricezione, quindi il controllo è più semplice. La vedo complicata quando un cliente entra nel bar, si presenta al bancone per un caffè magari da 30 secondi e già mostrare il Green Pass, dobbiamo comunque dotarci di applicazioni o dispositivi necessari e non voglio neanche pensare di doverci dotare di una persona all'ingresso perché sarebbero ulteriori costi che già ne abbiamo sostenuti abbastanza in questi ultimi mesi. Anche per il ristorante qualcuno potrebbe rinunciare perché magari l'amico non ha il Green Pass, non è ancora vaccinato, insomma ci sono i figli che magari non hanno il vaccino, bisognerebbe fargli un tampone, insomma anche l'accesso a una cena normale diventerebbe più complicato. Ma sicuramente diventerebbe complicato, soprattutto dove ci sono tavolate, magari con figli e minorenni, che è più difficile. E ci troveremo a fare un tampone, anche un tampone rapido ogni 3 giorni per poter, diciamo, vivere. Però ben venga se questo serve a dare un incentivo, a dare una spinta alle vaccinazioni, perché ripeto, credo, non sono un medico, non sono un virologo, ma credo sia a questo punto l'unica via d'uscita che abbiamo per tornare a una vita normale. Quello che temete immagino sia comunque la perdita di una fetta di clientela che potrebbe essere bloccata dal Green Pass o anche solo dall'idea della perdita di tempo, come diceva lei prima, e quindi andrebbe a erodervi ulteriore fatturato dopo mesi di grandi difficoltà e rinunce. Ma sicuramente sì, sarebbe comunque l'ennesima pacca che ci prendiamo sulla schiena e quindi già veniamo fuori da un periodo difficile, bene o male da quando abbiamo riaperto qualche mese fa, adesso come estate aveva anche ripreso bene il lavoro, bisogna dire pure quello, e sarebbe veramente un peccato dover ritornare indietro. Tornare a un lockdown anche a ottobre, novembre, dicembre sarebbe veramente impensabile perché a quel punto credo che nessuno abbia più la forza di rialzarsi. Meglio il Green Pass del lockdown allora? Ma quello assolutamente sì. La possibilità di accedere al bar e al ristorante al chiuso solo con la certificazione verde la trova favorevole o contrario? Favorevole, sono d'accordo. Io sono favorevole alla vaccinazione obbligatoria. Lei è vaccinato? Io sono vaccinato con una dose perché ho avuto il Covid. Sono in possesso di certificazione verde, certo. Per cui non le creerebbe nessun problema? Un problema, basta stamparla. Se mi chiedono la carta d'identità, io esibisco la carta d'identità. Se mi chiedono il passaporto, esibisco il passaporto. Se mi chiedono un pezzo di carta che si chiama certificazione verde, io lo esibisco. Non vedo dove sia il problema. Green Pass obbligatorio per entrare al chiuso, al bar e al ristorante, cosa ne pensa? Sono contraria perché credo che questo leda la libertà di ogni persona. Si deve poter scegliere in qualsiasi momento, anche nelle difficoltà, di poter essere liberi, di muoversi indipendentemente da quello che può essere una situazione sanitaria sicuramente grave, ma che va monitorata con modalità secondo me diverse. È contraria a prescindere dal Green Pass o magari per i grandi eventi, i luoghi affollati va bene, bar e ristoranti è un po' più complicato? No, sono contraria comunque perché se è vero, come dicono ufficialmente, che le vaccinazioni aiutino, io non vedo perché ci sia la necessità anche di aggiungere un Green Pass. Lei è vaccinata? Assolutamente no. Pensa di farla? Assolutamente no. E quindi la vive per questo come una limitazione? Assolutamente, esatto. Lei della libertà e va contro la Costituzione, questo è un mio però modesto pensiero. Favorevole o contrario? Favorevole. Assolutamente, secondo me per garantirci tutti, dopo che abbiamo fatto la vaccinazione, è un'ottima scelta il Green Pass obbligatorio. Lei si è già vaccinata? Ah sì, l'ultima vaccinazione l'ho fatta domenica, la seconda. E allora anche per essere più sicuri, come diceva? Esatto, secondo me la sicurezza prima di tutto, visto che siamo da quasi 2 anni bloccati, per garantire tutti i nostri figli anche è un'ottima scelta.
Cominceranno domani le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 con le prime partite di calcio e di softball e venerdì l'inaugurazione ufficiale. A seguire gli atleti italiani c'è anche Simone Ferraro, fotografo della squadra del CONI, con l'obiettivo di immortalare le medaglie azzurre. Partito da Udine, ci siamo fatti raccontare il suo viaggio e l'atmosfera che si respira a Tokyo. Partiamo dall'inizio, dal lungo viaggio che ti ha portato lì. Oddio, vabbè, nel mio caso è stato lunghissimo perché il viaggio era stato pensato da Roma e quindi stando in Friuli io mi sono dovuto spostare a Roma e l'unico volo disponibile per prendere in tempo il successivo era quello delle 6:50 del mattino e da Roma siamo partiti alle 2:50, quindi ho già passato 6 ore e oltre in aeroporto a Roma in attesa. Da lì Francoforte, Tokyo. È andato tutto liscio, fortunatamente. I controlli in E, aeroporto in Giappone come sono stati? Perché allora, abbiamo visto che in alcuni casi, insomma, alcuni sono partiti negativi e in aeroporto in Giappone si sono trovati positivi. purtroppo quello è il rischio di una malattia che passa per l'incubazione, quindi potresti salire a bordo di un veicolo negativo e scoprirti positivo quando scendi. Di fatto, per evitare questo, c'erano stati chiesti anche addirittura 2 tamponi, non uno solo per la partenza, uno entro le 96 ore e uno entro le 72 dalla partenza, quindi non dall'arrivo. Del nostro aereo sembrerebbe tutti negativi, anche a distanza di 24 ore dall'arrivo, quindi non abbiamo sentito nessun problema da questo punto di vista. Qualcuno è stato fermato prima dell'imbarco perché il referto del tampone non portava tutte le diciture richieste dal Giappone e dall'Organizzazione Olimpica. I più fortunati sono stati fermati appunto prima dell'imbarco, quindi a Francoforte, e stando con fuso orario europeo, quindi sostanzialmente italiano, hanno risolto la cosa chiamando il laboratorio che aveva emesso il certificato corretto, aggiunto il dato che mancava, anche semplicemente era scritto solo in italiano e non riportato in inglese. Quindi aggiunto quel dato e andati via lisci si sono potuti imbarcare. E adesso sei dentro la bolla del villaggio olimpico. Adesso dentro, no, allora, la stampa non accede al villaggio Ah, ok, olimpico, il villaggio ok. olimpico è riservato agli atleti. La stampa è dislocata in tantissimi alberghi in giro per la città di Tokyo. Noi siamo in uno di questi, abbiamo la fermata dell'autobus 1 metro fuori dall'hotel e sostanzialmente non dovremmo girare per la città per i primi 14 giorni. Possiamo prendere soltanto i mezzi del circuito olimpico e quindi restare rigorosamente in bolla. Di fatto è una bolla con delle maglie un po' larghe, nel senso che in questi 14 giorni, se hai bisogno di un bene di, diciamo, di necessità o qualcosa, è concesso un quarto d'ora al giorno per poter entrare in un negozio, comprare quello che ti serve ed uscire. È anche vero che la maggior parte delle necessità le risolvi anche volendo con quei 2 negozietti che sono presso il centro stampa principale, quindi con un po' di sale in zucca si evitano i contatti non strettamente necessari con chi è fuori dalla bolla. Il tassista, è vero che faceva parte del circuito olimpico, che mi ha accompagnato all'albergo, estremamente cordiale, ho fatto 4 chiacchiere con lui, lui stesso mi ha detto che sì, non sono contentissimi, ma di fatto poi mi ha chiesto se non potendo uscire volevo fare un giro più lungo con il taxi per arrivare all'albergo per poter vedere un po' di Tokyo, e me l'ha proposto lui e mi ha portato lui in giro a fare un po' il turista dalla macchina, quindi persona cordialissima e carinissima. Facendo parte dei fotografi che servono nel CONI, la nostra missione è quella di avere tutte le medaglie italiane. Chiaro che ci sono delle medaglie che tutti si aspettano e delle medaglie che invece arriveranno a sorpresa. E purtroppo tra quelle che ci aspettiamo qualcuna mancherà alla fine dei giochi. Speriamo di no, speriamo siano molte più le sorprese, ma è così. Quindi
prevedere dov'è che si va a medaglia è un po' complicato, quindi noi viviamo la giornata con calendario delle gare della giornata alla mano e qualifiche e via dicendo sempre attive sui cellulari per capire dove bisogna correre. Ci siamo in linea di massima divisi il percorso da qui al 10 agosto, anzi il 9 agosto, che è la data della chiusura delle Olimpiadi, tra noi che siamo sostanzialmente 4. Dovrei seguire tanta ginnastica, dovrei seguire un po' di scherma, del pugilato, però dirtelo adesso sarebbe un po' giocare alla lotteria, perché di fatto poi il calendario si fa giorno per giorno. Pubblicità, ci ritroviamo subito dopo. Bentornati a Da Voi la Linea. Il corso di tecnico superiore per la gestione e verifica di impianti energetici proposto dal MITS di Udine ha ottenuto un importante riconoscimento. Il Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati ha precisato che gli studenti in possesso di questo titolo potranno essere ammessi direttamente all'esame di Stato. Ne abbiamo parlato con la direttrice del MITS, Esther Iannis. Un importante riconoscimento arriva per un corso ITS dai collegi dei geometri di Udine e Pordenone, peraltro con un avallo a livello nazionale. Di cosa si tratta? Il riconoscimento dice fondamentalmente che 2 collegi, Udine e Pordenone, geometri e geometri laureati, sostengono il nostro corso, ne comprendono e valorizzano l'attualità e soprattutto rifacendosi ad una delibera del Consiglio nazionale riconosceranno ai tecnici superiori che hanno conseguito il titolo di quinto livello EQF la possibilità di accedere direttamente agli esami per l'abilitazione all'esercizio della libera professione senza iscrizione al praticantato. I contenuti sono stati condivisi con aziende, con i collegi stessi e sono estremamente attuali. Parliamo di tecnologie 4.0, quindi parliamo di BIN, ma parliamo anche di analisi e studio delle fonti rinnovabili, parliamo ancora anche di automazione di un impianto, parliamo di normativa. È un settore davvero nuovo, affascinante e direi molto importante per tutti noi. Sicuramente è questo un importante riconoscimento che consolida la nostra convinzione di avere insieme al territorio costruito un percorso fortemente attuale. Si tratta del corso post-diploma biennale tecnico superiore nell'ambito dell'efficienza sostenibile. Parliamo di un corso quindi che va a formare un tecnico superiore nell'ambito della gestione e verifica degli impianti energetici. I temi dell'ambiente sono estremamente attuali, sono attuali da noi in Italia, ma in Europa e direi a livello ancora più ampio. Sono molto vicini alla sensibilità dei giovani che investono e pensano al loro futuro, ma sono molto sentiti dalle aziende che in questo momento, dovendo affrontare, guardando anche ai fondi che arrivano dall'Europa, tutti i temi della riduzione della CO2, non trovano però nell'ambito del mercato del lavoro delle competenze specifiche. Le opportunità sono davvero a 360 gradi. Innanzitutto, come abbiamo detto prima, i collegi dei geometri di Udine e Pordenone sostengono questo corso e quindi pensano ad uno sbocco professionale direttamente nei loro studi professionali, ma da qui si potrà accedere alla libera professione. Ma c'è un mondo che è veramente in fermento, che è quello delle aziende che operano nel settore energia, ma anche complessivamente per quanto riguarda il mondo del manifatturiero. Quindi grandi possibilità anche di sviluppo poi di carriera. Per le iscrizioni?
Per le iscrizioni sicuramente noi abbiamo previsto 2 sessioni. La prima a luglio, già domani, guardate il nostro sito, informatevi, venite da noi, venite per la selezione, ma soprattutto a settembre con la possibilità di contattarci per approfondimento e ulteriori informazioni. In chiusura la musica, Mandi Mandi sfida Orietta Berti. Il comico ha inciso un brano dal titolo Il twist dell'influencer che punta a fare concorrenza a 1000 come tormentone estivo. Produttore della canzone è il friulano Alberto Zeppieri. Il videoclip girato in questi giorni a Lignano sarà lanciato in anteprima su Telefriuli. Intanto un piccolo assaggio del ritornello. L'avevo scritta per Cristiano Mangioglio, ma è troppo bella, me la canto io. Mandi, mandi! Mandi, mandi! Parte dal Friuli la controffensiva comica ai tormentoni estivi firmati Berti, Fedez, Lauro e Morandi Giovanotti. Mentre impazzano i brani 1000 e L'Allegria, con il twist anni 60 che imperversa nelle classifiche digitali, proprio in questi giorni viene realizzato il videoclip di un brano cantato da Mandi Mandi al secolo Marco Milano. Il twist dell'influencer, questo è il titolo, è stato inciso nello studio di registrazione Accademia Recording. La musica è del catanese Fabio Abate, chitarrista e cantante scoperto e prodotto da Carmen Consoli, e il testo è dell'affermato produttore friulano Alberto Zeppieri. Le riprese del videoclip hanno avuto per teatro Lignano, dove abbiamo incontrato i protagonisti. Cari amici di Telefriuli, vi stiamo dando un'anteprima esclusiva di una canzone, Il twist dell'influencer, che è una risposta di Mandi Mandi ai tormentoni estivi di Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti e anche Morandi con Giovanotti. Il twist dell'influencer è una produzione di Tony Merlot, nata in Friuli, girata a Lignano Sabbiadoro da Mandi Mandi con tutta la sua troupe. Io ve ne parlo in qualità di ispiratore del progetto, amo molto il Friuli anche se mi sono trasferito a Capoverde, ma ce l'ho sempre nel cuore e quindi viva il Friuli, viva Telefriuli, viva Mandi Mandi e questo twist dell'influencer che diventerà il tormentone del resto di questa meravigliosa estate. Ciao Telefriuli! Sempre di più. Mandi, mandi! Siete bellissimi e simpaticissimi come noi. Noi ci troviamo qui a Lignano Sabbiadoro e all'hotel Monaco Art Suite Hotel. Ho detto tutto, sono bravissimo. E io che cosa faccio? Sto facendo un video ed è un po' stiamo scimmiottando Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro con un nuovo tormentone che adesso vedete, il twist dell'influencer. Chi è il vero influencer? Ma chi è? Ma sono io! Sono io il vero influencer e quindi stiamo girando questo video perché tra un po' uscirà e devo ringraziare il mio produttore che è Tony Merlot, che non è da tutti avere un produttore che si chiama Tony Merlot. Ringrazio l'amministrazione di Lignano Sabbiadoro perché sono stati molto carini, tutti i vigili, Massimo Brini, l'assessore che ci ha permesso, i vigili con le sirene spietate si dice, va bene. Quindi qui stiamo mangiando le tartine, tra un po' ricominciamo a girare il video, tra un po' uscirà il twist dell'influencer. Ringrazio Telefriuli perché tra un po' sarete i primi insomma a mandare in onda, sono molto contento, felice. Indichiamo anche con noi la signora Orietta Berto. Eccomi qua! Ciao Marco! Sì, faccio. Come va, però? Sventoli, signor Orietto. Sì. Emilio Fedez non è venuto e Andrea Doria nemmeno. Ci siamo noi e vi mandiamo un bel saluto qui dall'Hotel Monaco. Facciamo il friulano? Simile. 1, 2, 3. Mandi Mandi! La canzone fa un po' il verso al mestiere dell'influencer. Mandi Mandi non fa incetta di followers sui social, ma nella realtà, reclutando persone per strada. Nel brano ci sono anche contributi speciali in voce, quelli degli attori Maurizio Mattioli ed Enzo Salvi, intercettati da Mandi Mandi durante le riprese di un film. Vergogna! Cosa devo sentire alla mia età? Ero sicuro di averle sentite tutte, invece no. Aveva ragione mia nonna, a 99 anni non voleva morire. Dico perché nonnina? 99 anni sono tanti, perché non l'ho sentite tutte. E qui è la stessa cosa. Vienimi dietro un po' che per dire. E basta. Beh, bella canzone, so soddisfazioni.
Poi il comico Claudio Lauretta ha regalato commenti di Pozzetto. Oh la Madonna, ma questa canzone è esagerata. È come se uno volesse fare il bagno al mare e si compra una spiaggia. Tac. Banfi, Fantozzi e di un incontenibile Sgarbi. Capra, capra, capra. È un insulto alla canzone italiana dei primi del 600. Il videoclip del twist dell'influencer è adesso in fase di montaggio. Appena pronto verrà presentato in anteprima assoluta su Telefriuli. E anche per oggi è tutto, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.